Sono decine di milioni di euro, non chiedetemi quanti saranno 50, 60, 100, non ve lo so dire. Questa per noi è la catastrofe delle catastrofi. Almeno 400 edifici colpiti fra Dolo, Pianiga e Mira, danni che salgono di ore in ore che potrebbero arrivare a 100 milioni, quasi 200 sfollati, gran parte alloggiati in case di parenti e amici. Terzo giorno del disastro in Riviera, dopo 48 ore passate a salvare persone e mettere in sicurezza le strade, ora è il tempo di registrare le cifre della devastazione lasciata dal tornado. Il simbolo è qui, Villafini, che ora sembra un fantasma fatto di macerie, e non è un caso che sia qui che il governatore Luca Zaia arrivi per incontrare i sindaci ancora storditi da un evento epocale. Non c'è tempo da perdere. In questa fase stiamo facendo il censimento. È una fase delicatissima, io infatti ringrazio i sindaci perché loro saranno gli artefici di questo censimento. A cosa mi serve il censimento? A cominciare a chiedere una cifra. Il Presidente del Consiglio viene in Africa per 2 o 3 giorni. Al ritorno io sarò lì a chiedere ovviamente che ci sia ristoro. E poi un altro passo immediato. Ho chiesto ieri a tutti gli assessori di portarmi un piano straordinario di interventi per i loro comparti. Quindi l'agricoltura arriverà per i finanziamenti per l'agricoltura, le attività produttive, l'assessore marcato con le attività produttive, misure per Veneto Sviluppo per i prestiti d'onore. Intanto un esercito solidale di Veneti ha già fatto richiesta di portare aiuto e sostegno ai danneggiati e sfollati. Una mole impressionante di richieste. Per questo la Regione ha istituito un conto corrente bancario sul quale, come accadde in occasione dell'alluvione del 2010, i cittadini potranno versare un loro contributo alla ricostruzione delle zone della Riviera del Brenta disastrate dal tornado. Per i sindaci ora è fondamentale un imperativo. Riuscire a dare quelle indicazioni precise adesso sulle richieste di risarcimento e poi occorrono anche le garanzie sulla certezza dei fondi che verranno stanziati dal governo e sulla certezza anche dei tempi. E metto già le mani avanti perché noi abbiamo danni che hanno investito il pubblico ma soprattutto anche tantissimi privati e dove tanti privati che non sono in condominio non avevano neanche l'assicurazione per tali calamità. Chiedo al governo centrale che mi dia la possibilità di perlomeno di usare i soldi che il patto di stabilità mi impone di non toccare. Intanto gli angeli della Riviera si moltiplicano sulle strade. Io ci tengo a ringraziare le centinaia di volontari, anche ragazzi giovanissimi che in questi giorni stanno spalando le macerie e stanno aiutando i nostri cittadini. I nostri parlamentari e il governo siano all'altezza di questi volontari e facciano la loro parte. Si riparte da qui, Villafini, il simbolo, la casa dove abitava la famiglia Piva, che oggi raccoglie quello che può, si commuove per aver salvato dei gattini sotto le macerie, ma di fronte al disastro papà Antonio e la figlia Alice hanno il cuore a pezzi. Questo era il mio sogno realizzato, è finito tutto, basta. Avevamo tutto qui, bisogna ricominciare da zero. Deve diventare il simbolo, cioè dov'era e com'era. Finché non vedremo questa villa ricostruita dov'era e com'era, vuol dire che non abbiamo raggiunto l'obiettivo.